si parla tanto di lui, normalmente si conosce la punta della punta della punta della punta dell'iceberg. Tutto il resto è sommerso nelle chiacchiere. Venerdì sarà un modo, l'occasione per andare un po' più a fondo con tanti personaggi che ne parleranno. Precisamente, cercheremo di approfondire un poco tutti gli aspetti, cioè non soltanto il grande scrittore, il grande giornalista, il grande comunicatore, il grande autore di cinema, perché è nella storia del cinema come autore, cioè il suo è cinema d'autore. E non è stato soltanto l'autore di un film, La rabbia, ma è stato anche sceneggiatore di molti altri film, perché era un grande sceneggiatore, cioè la parte letteraria del film, trama e soprattutto i dialoghi. Senza dimenticare il suo legame con il territorio del Tiguglio, con Riva Trigoso Sesti Levante. Questo è un punto molto interessante che si scopre leggendolo, ma intanto noi sappiamo, perché lo sappiamo e viene ricordato per fortuna da tutti, che Bambino è stato ospite di Trigoso, che è una frazione di Sesti Levante, e se ne è ricordato in modi strani, bisogna leggerlo per scoprirlo o venire a ascoltarci, vi faremo sentire, vi faremo vedere sul testo quei punti dove si scopre che si ricordava, gli erano rimaste impresse delle cose dall'età di 4 anni, se ne è ricordato nello scrivere alcune righe di alcune sue opere. Con questo incontro ripartono le attività dell'Eudo, una stagione ricca, quella autunnale, che appunto inizia con questo incontro. Personalmente interessa il 21 settembre questo grande convegno su Guareschi con eminenti professori. Il 6 di ottobre avremo i nonni nelle scuole, 30 anni e più che facciamo questa manifestazione. Poi ci sarà il premio Poesia il 21 di ottobre. Direi che l'Eudo non ha mai smesso, è più intensa l'attività nel periodo autunnale come lo è stato nel primaverile. E devo dire che l'Eudo è una barca e nella pancia dell'Eudo ci sta tutto e queste iniziative fanno parte appunto di quel viaggio culturale che facciamo tutto l'anno.